Quasi tutto pronto per iniziare. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo per l'11ª giornata del campionato Under 15 Elite, dove quest'oggi scenderanno in campo TF ed Academy Palermo. Si aspetta ancora qualche secondo prima dell'ingresso delle squadre in campo e dopodiché si potrà iniziare. Controllo di rito da parte del direttore di gara per quanto riguarda le reti della porta di destra. Adesso finalmente sembra essere tutto pronto per iniziare. Due squadre che entrano in campo. Adesso è questione solo di una manciata di secondi prima dell'inizio del match. Consueto lancio della monetina. E scambio di saluti prima dell'inizio del match. Nell'attesa dell'inizio della gara abbiamo modo di leggere gli uomini a disposizione della TF. Abbiamo Nuzzo Manfredi, Pecoraro Giuseppe, Iobua Roveiro, Riggio Riccardo, Danna Marco, Programma Luca, Rizzitano Umberto, Arini Mattia Pio Maria, Cusimano Cristian, Minardi Giovanni, Frisco Gabriele, Mellina Marco, Brancato Marco, Buffa Marco, Federico Bernardo, Barone Daniele, Picciuca Vincenzo, Scavone Francesco, Candela Gaetano, Raffadale Ignazio. Prima dell'inizio della gara, un piccolo momento di squadra per l'ATF. Foto scattata e adesso ci si può disporre in campo e prepararsi per l'avvio del match. Squadra di casa che si dispone sul lato sinistro del campo.
Adesso manca solo il fischio d'inizio per dare il via al match tra TF ed Academy Palermo. Fischio d'inizio che arriva adesso. Primo controllo da parte della TF che opta subito per un lancio lungo sulla corsia di destra. Scatta il numero 7 della TF, prova a farsi strada, prova a servire compagni in mezzo, viene subito murato. Aveva subito provato Rizzitano sulla corsia di destra, che cede il pallone a Pecoraro per la rimessa laterale. Pecoraro lancia in mezzo, subito svettata di testa da parte dell'Academy che in qualche modo allontana e prova a ripartire sulla sua corsia di destra. Subito però pronto l'intervento di Yobua in rimessa laterale che frena l'avanzata della squadra ospite. Battuta la rimessa laterale, pallone che però finisce nelle linee difensive della TF, che forse un po' troppo frettolosamente decide di lanciare in rimessa laterale nuovamente in favore dell'Academy. Il lancio lungo verso i compagni proposti in avanti, tentativo di svettata, ancora la TF allontana. E nuovamente rimessa laterale, questa volta in favore della squadra di casa. Recupera il pallone l'Academy che prova a verticalizzare in qualche modo, ci arriva però in tempo la difesa della TF che lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Pallone però recuperato dall'Academy, ma adesso ancora tra i piedi della TF che opta per un lancio lungo. Buona lettura da parte della difesa dell'Academy che adesso prova a ripartire. Scambio per la squadra, poi buona lettura da parte della difesa della TF, ma ancora incursione sulla corsia di sinistra, lotta sul pallone il numero 4 della TF. Buon intervento da parte di Riggio che accompagna il pallone sul fondo e si guadagna la rimessa. Batte subito Cortonuzzo, lancio lungo un po' impreciso, recupera l'Academy. Mister invita alla calma i suoi. Battuta la rimessa laterale. Scambio tra i due giocatori dell'Academy. Tentato il dribbling. Fischia però l'arbitro. Subito punizione pericolosa per l'Academy. L'arbitro fischia un fallo di mano. Alla battuta va il numero 10 Lopizzo. Lopizzo si appresta alla battuta, pallone in mezzo, allontana Nuzzo con le mani, ma pallone che rimane lì, poi tentato il tiro, ma non inquadrato lo specchio della porta. Punizione senza dubbio interessante per l'Academy, che però non è riuscita a trasformare nell'azione che avrebbe potuto portare al vantaggio. Nel frattempo rimane 0-0 in questi primi minuti di match. Prova subito a ripartire la TF. Lancio lungo sulla corsia di destra, intercettato dalla difesa dell'Academy. Adesso pallone che finisce in rimessa laterale. Batte subito l'Academy la rimessa laterale, prova a cogliere di sorpresa gli avversari. Nel frattempo svetta di testa la TF, prova a allontanare il pallone. Altro lancio lungo, intercettato sempre dalla TF che finisce poi in rimessa laterale in favore della squadra di casa.
lanciato lungo il pallone, subito intercettato di testa dall'Academy, nuovamente rimessa laterale, stavolta però in favore della squadra ospite. Intercetta il pallone della TF che prova in qualche modo a ripartire, ancora TF che si lancia lungo, numero 11 che viene atterrato in aria, però tutto regolare per il direttore di gara. Grande occasione per la TF. Nel frattempo rimessa laterale proprio per la squadra di casa, sempre Pecoraro che lancia lungo in mezzo per i compagni, pallone che però viene allontanato il più lontano possibile dall'aria. Yobua prova un ulteriore lancio lungo, svettata di testa da parte della difesa dell'Academy che prova ad allontanare, ma pallone ancora tra i piedi della TF che può provare a rendersi pericolosa, ma adesso altro allontanamento da parte dell'Academy che adesso prova in qualche modo a ripartire. Riggio ci mette una pezza e disinnesca la ripartenza veloce, ma ancora pallone tra i piedi della squadra ospite che continua a guadagnare metri verso la porta. Adesso ancora lotta sul pallone e poi palla che viene allontanata in qualche modo. Scontro tra numero 7 a centrocampo, palla ancora tra i piedi dell'Academy, adesso allontana la TF, lotta di rimpalli tra le due squadre, molto alta l'intensità del match. Adesso l'Academy ancora provano ad appoggiarsi in qualche modo, non si capiscono i compagni, palla che viene restituita praticamente ancora una volta alla squadra ospite per un errore di passaggio da parte della TF. Ferma tutto l'arbitro, si riparte da una rimessa laterale in favore della TF che prova a battere subito. Altra rimessa laterale sempre per l'Academy. Pallone in zona pericolosa, ancora una volta Riggio ci mette una pezza e allontana. Rimessa laterale battuta in aria, pallone in zona pericolosa per la TF. La difesa della squadra di casa però allontana, ma attenzione, ancora possesso Academy che tenta il tiro da fuori aria, troppo alto, non inquadra lo specchio. Si ripartirà da un calcio d'angolo, il primo del match in favore della squadra ospite, sempre il numero 10 alla battuta che prova a battere, non riesce però il compagno in mezzo a trovare la via del gol, ma attenzione, ancora pallone pericoloso in aria, lotta nella mischia, pallone che però viene recuperato dalla TF che ha la possibilità di ripartire sulla corsia di destra, palla però riagganciata al numero 10 dell'Academy che viene fermato in maniera regolare per l'arbitro. Gioco che continua, nel frattempo TF che adesso può provare a ripartire sulla corsia di sinistra e guadagna ancora metri, si appoggia al compagno che potrebbe optare per il lancio in mezzo, invece decide di scavalcare l'avversario, palla che finisce in mezzo e non trova di pochissimo la testa del compagno, palla che termina in rimessa laterale. Grande occasione nella testa di Frisco che per pochissimo non riesce a spizzare la palla in rete. Nel tempo ancora possesso TF, prova a lanciare lungo, pallone però impreciso, termina in rimessa laterale in favore della squadra ospite che subito viene battuta. Altro lancio lungo da parte dell'Academy, buona lettura da parte della difesa della TF che subito rilancia dall'altro lato del campo, pallone interessante in mezzo, altra buona lettura da parte
della squadra ospite. Squadra ospite che certamente non è l'ultima arrivata in questo campionato, attualmente conta quota 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte l'Accademia Palermo. Match sicuramente molto arduo per la squadra di casa, che però sembra star mostrando gli artigli. Nel frattempo ancora possesso squadra ospite, che prova a prendersi un po' più di tempo per costruire la manovra sulla corsia di sinistra. Buona lettura da parte del numero 6 Programma, che manda il pallone in rimessa laterale, anche stavolta subito battuta. Pallone che finisce in mezzo, viene però bloccato in qualche modo da Danna, che rallenta il pallone e permette un facile recupero a Nuzzo, che lancia invece lungo per i compagni. Intercetta di testa però l'Academy, altro lancio lungo che finisce facile però tra le braccia dell'estremo difensore dell'Academy Palermo. Lotta di rimpalli tra le due squadre, riesce ad agganciare il numero 11 che si appoggia al numero 10 che crossa in mezzo, però conclusione debole, facile tra le braccia del portiere. Ci aveva provato Minardi. Academy che prova nel frattempo a farsi strada nella corsia di destra, guadagna metri, crossa in mezzo. Buona lettura da parte della difesa della TF che allontana. Ancora però possesso Academy, tentato il tiro da lontanissimo, impreciso però. Viene trovato lo specchio della porta. Batte corto Nuzzo nel frattempo. Pallone pericoloso, recupera molto alto l'Academy, che adesso prova a mettere il pallone in mezzo. Pallone che però finisce troppo alto, non impensierisce particolarmente Nuzzo. È sicuramente grande pericolo per la squadra di casa. Inizia ad alzarsi la pressione dell'Academy. TF quindi chiamata sicuramente all'attenzione. Nel frattempo ferma tutto il direttore di gara. Sarà punizione per la TF, che si prende un po' di tempo prima di battere, permettendo ai compagni di avanzare. Lancio lungo sicuramente molto interessante per il numero 10, che però non riesce ad arrivare il pallone, viene anticipato Minardi. Si riparte dunque da una rimessa dal fondo. Nel frattempo 13°, quasi 14° minuto di gioco qui al velodromo Paolo Borsellino, risultato finora inchiodato sullo 0-0. Qualche occasione per entrambe le squadre, nessuna però particolarmente clamorosa finora. Due squadre che si stanno un po' studiando in questo primo tempo. TF che sa bene di avere davanti un avversario non facile, ma che finora sta rispondendo molto bene ai colpi. Nel frattempo TF che prova a ripartire sulla corsia di destra, che però viene letto bene da parte del numero 5 dell'Academy, che adesso guadagna metri e serve il compagno sulla corsia di sinistra, che viene atterrato in maniera fallosa secondo l'arbitro, che invita Minardi alla calma.
va sul pallone Trapani. Si aspetta solo il via del direttore di gara per battere. Battuto, ma troppo alto. Il pallone finisce sul fondo, non impensierisce particolarmente né il difensore né tantomeno la difesa. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo. Nuzzo che ancora una volta batte corto, subito si alza il numero 17 dell'Academy a infastidire le linee difensive dell'ATF. Nel frattempo allontana il numero 5 in rimessa laterale in favore della squadra di casa. Pecoraro va a recuperare il pallone, si prepara a battere la rimessa laterale, prende 2 passi di rincorsa e poi lancia per i compagni in profondità. Non riesce ad arrivarci propriamente il numero 9 dell'ATF, però pallone ancora una volta recuperato. Prova a farsi strada l'ATF, trova però un muro bianco davanti a sé che interrompe l'avanzata e che prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Buona lettura però la difesa dell'ATF che allontana il più possibile il pallone. Rimessa laterale battuta, prova a farsi strada, atterrato un giocatore, il direttore di gara però è fallo in attacco. Viene restituito il pallone all'ATF. Manca per qualche millesimo di secondo il respiro alla difesa dell'ATF. Il fischio dopo la caduta del giocatore dell'Academy nella propria area. Nel frattempo lancia lungo l'ATF per i compagni in avanti, intercetta però l'Academy che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra. Lotta l'ATF per tentare di recuperare il pallone, guadagna metri nel frattempo la squadra ospite sulla corsia di sinistra. Buona triangolazione. Pallone che viene poi allontanato da Minardi in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, tentato il tiro di spalle che però anche stavolta non trova lo specchio della porta. Ancora una volta batte corto Nuzzo, subito il numero 17 ancora una volta a dare fastidio, lancia lungo l'ATF, pallone intercettato dall'Academy che ancora una volta prova l'incursione sulla corsia di sinistra, prova a verticalizzare la squadra ospite, pallone che viene allontanato, poi recuperato dal numero 9 dell'ATF che prova a farsi strada e serve il compagno sulla corsia di sinistra che adesso tenta di guadagnare metri, prova a verticalizzare, che però viene allontanato, ma che ritorna tra i piedi dell'ATF che continua a lottare sul pallone. Serve stavolta Minardi che prova a lanciare per il compagno, trova però la testa della difesa dell'Academy che adesso recupera il pallone e prova a ripartire. Non molla di 1 centimetro l'ATF però che ancora una volta recupera il pallone, opta per un lancio lungo il numero 6. Pallone che prima viene intercettato, tenta il tiro, Rizzitano da fuori area. Altro pallone delle partite Rizzitano, imprecisa che rotola sul fondo. Va alla battuta corta Gaiano. Va a disturbare Cusimano. Battuta la rimessa laterale.
Ancora una volta palla mandata fuori. Ventesimo minuto di gioco, nel frattempo al velodromo Paolo Borsellino, ancora 0-0 il risultato. Academy che si è proposta più volte in avanti, ma che finora non ha trovato nessuna particolare azione vincente per portarsi in vantaggio, provando più volte il tiro ma inquadrando poco lo specchio della porta. Nel frattempo altra rimessa laterale sempre per l'Academy. Lotta la TF per recuperare il pallone, ci riesce. Palla che però viene poi nuovamente allontanata da Yobua. Altra rimessa per l'Academy, battuta lunga. Provano a farsi strada i giocatori della squadra ospite, pallone che però rotola sul fondo, non crea particolare pericolo. Si guadagna però un altro calcio d'angolo l'Academy, con cui può ancora una volta proporsi in avanti dalle parti di Nuzio. Battuto il corner, pallone che però finisce tra le braccia di Nuzio, che subito recupera e prova a lanciare velocemente per i compagni, opta per il lancio lungo, non riesce ad arrivarci la TF, palla che finisce nuovamente tra i piedi dell'Academy, che prova ancora una volta a proporsi in avanti. Buon recupero da parte della TF, che adesso prova a lanciarsi ancora una volta davanti. Lotta il numero 11 sul pallone, riesce in qualche modo l'Academy a ritardare l'avanzata. Palla che però termina in fallo laterale in favore dell'Academy. Grande occasione sulla corsa di destra per la TF. Buona però la lettura della difesa della squadra ospite. Nel frattempo prova ancora una volta a proporsi in avanti l'Academy, pallone però troppo lungo, viene allontanato da Danna. Nel frattempo ancora una volta Academy lì davanti, che prova a lanciare il pallone in mezzo. Buona lettura della TF, ma attenzione, ancora pallone tra i piedi dell'Academy. Lotta la TF sul pallone, Yobua allontana in qualche modo di testa, ma altra occasione per la squadra ospite, e poi viene lanciato il più lontano possibile il pallone. Va a scattare la TF sulla corsia di sinistra, a lottare per il pallone. Adesso però fallo. Batte rapidamente la punizione l'Academy. Ottimo recupero da parte del numero 11, che subito si presta al tiro. Ottimo recupero da parte di Frisco, e si guadagna così un prezioso calcio d'angolo. Va alla battuta Minardi, che chiama lo schema. Nel frattempo pallone che rimane in aria, altro tiro tentato e poi pallone allontanato. Ci ha provato anche Arini. Nel frattempo ancora pallone tra i piedi della TF, che prova a farsi strada per crossare in mezzo per i compagni, e viene atterrato però per il direttore di gara. Sarà rimessa laterale per l'Academy. Inizia a rispondere presente la TF nell'area di rigore della squadra ospite. Mister dell'Academy non particolarmente soddisfatto da questi ultimi minuti di gioco dei suoi, che hanno mostrato qualche disattenzione di troppo in zona difensiva, permettendo alla TF di rispondere presente più volte.
non trovando però ancora la via del gol. Tempo batte lungo l'estremo difensore dell'Academy. Altro recupero per la TF, che prova a servire il numero 8, che non riesce però a trovare il cross. Altro lancio lungo, lotta con grande intensità la TF sul pallone. Nel tempo scatta il numero 10 dell'Academy, che guadagna metri preziosi. Ferma tutto però il direttore di gara. Batte lungo la TF, lotta di rimpalli tra le due squadre, quella che termina tra i piedi sempre del numero 10 dell'Academy, che prova a farsi strada tra le linee difensive nero-rosa, e poi viene atterrato in maniera regolare per il direttore di gara. Lamenta il fallo Lopizzo, che però non trova corrispondenza da parte del direttore di gara. Sempre batte Cortonuzzo, perché lancio lungo a cercare i compagni in avanti. Allontana in fallo laterale l'Academy. Va per battere Pecoraro, palla che viene recuperata dall'Academy, ma poi ancora Pecoraro lancia lungo. E adesso rimessa laterale per la squadra ospite. Lotta Pecoraro sul pallone, riesce anche a guadagnarsi un'interessante punizione. Prende qualche metro di rincorsa Pecoraro, aspetta che i compagni si dispongano nel migliore dei modi. Arriva il via del direttore di gara, lancio lungo che trova la testa di uno dei compagni, non riesce però a inquadrare la porta a dovere. Palla che dunque termina sul fondo. Va per la battuta corta Gaiano. Si alzano a disturbare i giocatori della TF. Stavolta opta per il lancio lungo Gaiano. Ferma tutto il direttore di gara, però fallo commesso dalla TF. Attimi di discussione. Lancia lungo il numero 5 dell'Academy. Serve il compagno che viene fermato, secondo il direttore di gara in maniera fallosa. Esce il primo cartellino del match ai danni di Pecoraro. Adesso entra nella lista dei cattivi.
e concede una punizione parecchio pericolosa alla squadra ospite, poco distante dall'area di rigore. Si appresta alla battuta Giordano, che aspetta solo il via del direttore di gara. Nel frattempo 3 uomini in barriera per l'ATF. Va Giordano alla battuta. Nuzzo con i pugni allontana. Buona prova finora dell'estremo difensore dell'ATF, che è sempre risposto presente nel momento del bisogno. Nel frattempo calcio d'angolo in favore dell'Academy, che subito batte, pallone pericoloso che non inquadra lo specchio della porta ancora una volta. Nuzzo che va a recuperare il pallone. Nel frattempo quasi 32esimo minuto di gioco, manca ormai pochissimo al termine dei minuti regolamentari del primo tempo. Staremo a vedere adesso quanti minuti di recupero darà il direttore di gara. Sicuramente non particolarmente tanti, dato che non ci sono state particolari interruzioni di gioco. Nel frattempo altro fallo fischiato, l'arbitro inizia a chiedere ai giocatori dell'ATF di mantenere la calma, specie negli interventi. Arriva dunque un'altra interessante punizione per l'Academy. Stavolta alla battuta va il numero 10 Lopizzo. Due uomini in barriera per l'ATF. Pallone che trova la testa di uno dei giocatori dell'Academy, poi però viene allontanato dall'ATF. Ancora possesso Academy che opta per il filtrante. Buona lettura da parte di Pecoraro, poi allontana il rimessa laterale. Batte velocemente l'Academy. Ancora una volta allontana l'ATF. Un recupero da parte dell'ATF che adesso può provare a ripartire. Questo gioca librato male. Altro fallo fischiato ai danni della squadra di casa. Sarà dunque un'altra punizione per l'Academy. Solo un giocatore in barriera per l'ATF. Dà il via il direttore di gara, pallone che viene spedito dalle parti di Nuzzo, che ancora una volta allontana con i pugni. Tempo rimessa laterale battuta all'Academy, pallone che viene recuperato dall'ATF e poi nuovamente riagguantato dall'Academy. Scambio di possesso tra le due squadre. Alla meglio l'Academy, che adesso può provare a proporsi davanti. Ferma tutto il direttore di gara. Rimane a terra uno dei giocatori dell'ATF.
frattempo arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, neanche uno, il minuto di recupero. Rimane sullo 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino tra TF ed Academy. Ci vediamo adesso dopo il break nel secondo tempo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata. Però va bene così, dobbiamo imboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata è stato ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanea nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si sia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare.
ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi.
Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalle alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni.
qualche minuto di ritardo, ma sembra essere finalmente quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di TF Academy Palermo. Nel frattempo una sostituzione per la TF, è entrato il numero 18 Francesco Scavone. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara per l'avvio del secondo tempo. Fischio d'inizio che arriva proprio adesso, può iniziare ufficialmente il secondo tempo di TF Academy Palermo, partita valida per l'11ª giornata del campionato Under 15 Elite, risultato inchiodato sullo 0-0 nel primo tempo. Entrambe le squadre adesso saranno sicuramente determinate a sbloccare la partita in qualche modo. Nel frattempo possesso Academy, prova a farsi strada nella corsia di destra, pallone allontanato di testa dalla TF, ma ancora possesso Academy. Prova in qualche modo a insinuarsi tra le linee della TF, attenta però la difesa della squadra di casa, ancora una volta allontana e prova a ripartire. Pallone però che viene recuperato dall'Academy. Primo tempo non caratterizzato da particolari occasioni per entrambe le squadre. Qualche buon tentativo di proporsi in avanti per tutte e due le compagini, ma nessun reale sbocco per lo sblocco del match. Nel frattempo recupera il pallone la TF, che guadagna metri e poi si appoggia al compagno sulla corsia di sinistra. Appena entrato il numero 18 che subito si fa vedere dai compagni, che viene poi allontanato dall'Academy. Prova a scattare in qualche modo sulla corsia di destra, rimpallo favorevole alla squadra ospite, arriva però Nuzzo a fermare tutto e raccoglie il pallone con le mani, dopodiché lancio lungo per i compagni proposti in profondità, intercetta l'Academy, ma ancora palla tra i piedi della TF che può proporsi in maniera pericolosa là davanti. Si fa strada il numero 9 che non molla e anche contro due continua a lottare sul pallone che poi però alla fine viene recuperato dall'Academy, che adesso è lei a rispondere e prova a guadagnare metri, palla che viene poi recuperata da Programma, che la serve subito ai compagni. Lì davanti il numero 11, grande occasione, tiro murato, quello di Frisco. Nel tempo recupera ancora una volta il pallone l'Academy, che lancia i compagni sulla corsia di sinistra, costringe Riggio ad allontanare. Fallo laterale. Recupera un altro interessante pallone la TF, che prova a lanciare lungo per i compagni. Ferma tutto la difesa dell'Academy, che però concede il fallo laterale alla squadra di casa, che adesso avanza. Qualche metro di rincorsa e viene spedita in aria la palla, poi allontanata in qualche modo dalle linee difensive dell'Academy. Adesso prova a proporsi là davanti, continua a guadagnare metri, proverbiale intervento di Danna a fermare l'avanzata del numero 18 dell'Academy. Arriva nel frattempo un doppio cambio, entra per la TF il numero 17 Vincenzo Picciuca. Mentre entra il numero 4 Gennaro Giuseppe e il numero 19
Dicevo, il numero 19 Arcuri Francesco per l'Academy. Si riparte da una rimessa laterale battuta dall'Academy, che prova a proporsi in avanti, pallone però debole e non inquadra lo specchio della porta. Vannuzzo a recuperare il pallone. Lancio lungo di Pecoraro, unico ammonito di questo match. Nel frattempo si prova a proporre ancora una volta la TF là davanti. Ci ha provato Frisco a mettere il pallone in mezzo, buon intervento da parte della difesa dell'Academy a bloccare. Nel frattempo inizia a pressare molto alto la TF per provare a mettere in difficoltà le linee difensive della squadra ospite. Da vantaggio l'arbitro, intervento un attimo in ritardo. Altro intervento in ritardo, l'arbitro invita a fare attenzione, sarà punizione per l'Academy. Dà il via il direttore di gara, pallone che viene lanciato in mezzo, cade uno dei giocatori della TF, l'arbitro ferma tutto per un fallo in attacco. Può respirare dunque la TF, riparte da una punizione in suo favore, che viene battuta lunga alla ricerca dei compagni proposti in avanti, arriva però tra i piedi dell'Academy, che adesso prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Continua a guadagnare metri l'Academy sulla sinistra e poi prova a servire il compagno in mezzo, che tenta il tiro e poi costringe la difesa della TF ad allontanare come può. Danna si avventa sul pallone ma non riesce a sventare la rimessa laterale in favore della squadra ospite. Lanciato lungo il pallone, arriva Yobua che ha tutto il tempo per allontanare come può il pallone, però termina tra i piedi ancora dell'Academy. Yobua allontana ancora una volta, si fa strada il subentrato numero 17 che prova a lanciare il compagno sulla corsia di destra. Ci riesce in qualche modo, però viene fermato in maniera regolare secondo l'arbitro. Sarà dunque rimessa laterale in favore della squadra ospite, viene intercettata la TF, ancora palla tra i piedi dell'Academy, prova a lanciare lungo per i compagni, ci arriva Danna che allontana, ma ancora possesso Academy, che opta per ripartire da dietro. Un lancio ferma tutto il direttore di gara, però altro fallo ai danni dell'Academy, rimane a terra uno dei giocatori della squadra ospite.
Sarà dunque punizione per l'Academy. Arriva il via del direttore di gara e poi viene fermato nuovamente tutto. Attimi di discussione in aria. Il direttore di gara che invita alla compostezza e adesso si potrà ribattere il calcio di punizione. Prova la squadra ospite ad approfittarne e guadagnare qualche metro per la punizione. Ci riesce. Lancio lungo in mezzo, pallone che però non impensierisce particolarmente Nuzzo. Guarda il pallone scorrere sul fondo, poi si appoggia a Yobua che lancia lungo ma trova i piedi dell'Academy che adesso può provare a proporsi in avanti. Palla che viene nuovamente recuperata dalla TF, adesso prova a scattare sulla corsia di sinistra. Scavone prova a cambiare tutto all'altro lato. Altro lancio lungo sulla corsia di destra. Prova a farsi strada la TF, che però non riesce a trovare i compagni in mezzo. Nel frattempo 46esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Risultato ancora inchiodato sulla parità. Entrambe le squadre sembrano non riuscire a trovare la via per sbloccare il match. Nel frattempo TF che prova a proporsi in avanti. Lotta sul pallone il numero 8 Arini. Continua a provare a farsi strada, crossare in mezzo, trovando però la testa e la difesa della TF dell'Academy che allontana. Prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Ancora possesso Academy che continua a guadagnare metri sulla corsia di sinistra. Tenta però la difesa della TF, cerca di concedere quanto meno possibile. Palla che poi viene allontanata, però sarà comunque rimessa laterale in favore dell'Academy. Pallone in aria, qua per lottare, tutto regolare secondo il direttore di gara, rimane a terra però uno dei giocatori dell'Academy. Ora si rialza, continua l'alta intensità. Il direttore di gara è costretto a fischiare una punizione in favore dell'Academy Palermo. Una zona molto pericolosa per la TF. Si prepara il numero 19 Arcuri alla battuta. Lopizzo e Arcuri sul punto di battuta. Si allontana Arcuri, rimane solo Lopizzo. Via il direttore di gara, batte Lopizzo, troppo centrale, non impensierisce particolarmente Nuzzo, che prova a lanciare subito per i compagni proposti in avanti. Prova però la difesa dell'Academy che si appoggia all'estremo difensore, poi tenta di allontanare, ancora pallone tra i piedi della TF, ferma tutto però il direttore di gara per fuori gioco. Fallo subito battuto dall'Academy che prova a proporsi là davanti. Arriva un altro cambio nel frattempo in casa TF. Ad entrare è il numero 16 Barone Daniele. Esce il numero 6 Luca Programma. Nel
frattempo si riparte da una rimessa laterale subito battuta dall'ATF, pallone che però viene recuperato dall'Academy. Prova ancora una volta a proporsi sulla corsia di sinistra con un lancio lungo, ancora possesso Academy. Sarà dunque calcio d'angolo in favore della squadra ospite. Chiamato lo schema, però ferma tutto il direttore di gara. Qualche abbraccio di troppo in area di rigore per i suoi gusti. Chiamato lo schema, lanciato in mezzo il pallone. Non ci arriva nessuno, però allontana la TF come può. Lanciato lungo il pallone. Ancora possesso TF. Calibrato male il passaggio, però le linee difensive dell'Academy decidono di ripartire all'estremo difensore. Viene prestato molto alto da Frisco, che prova a disturbare. Nel frattempo arriva il gol da fuori area a prendere alla sprovvista l'estremo difensore dell'Academy. Si sblocca il match, lo sblocca il numero 17 Picciuca, e lo fa nel migliore dei modi e va ad esultare davanti al pubblico. 1-0 il match. Colto completamente alla sprovvista l'estremo difensore dell'Academy Palermo, ha trovato fuori dai pali, ha regalato a Picciuca un'occasione incredibile che ha saputo subito cogliere. Si sblocca così il match in maniera completamente inaspettata, in un momento in cui l'Academy Palermo sembrava stare spingendo molto alla ricerca del gol del vantaggio. Un episodio che costa caro alla squadra ospite, che adesso è costretta a rincorrere, mentre la TF adesso sicuramente potrà affrontare il match in modo molto diverso rispetto a prima, cercando di prestare molta più attenzione. Arriva un fallo ai danni della TF, match che, come prevedibile, inizia a scaldarsi. Chiaramente ci sarà forte nervosismo da parte della squadra ospite per l'errore commesso. Tempo battuta la punizione. Stesso Academy che prova a ripartire, trattenuta abbastanza vigorosa. Nel frattempo spintone molto forte verso il numero 4, vola un giallo, si scaldano parecchio gli animi. Riggio rimane a terra, si tocca il volto. Si riparte comunque da una punizione in favore dell'Academy.
batte lungo la squadra ospite. Allontana la TF, che prova a scattare sulla corsia di destra. Ancora possesso TF, scambio in aria, tentato il tiro, risponde bene Gaiano. Si guadagna un prezioso calcio d'angolo. Tempo pallone che rimane in area di rigore. Ancora possesso TF che però calibra male il tiro, non trova lo specchio della porta. Pallone dunque che rotola sul fondo. Per il lancio lungo l'estremo difensore dell'Academy. Recupera ancora una volta il pallone la TF, che guadagna metri sulla corsia di destra. Perché è spintone di troppo. Ancora una volta l'arbitro è costretto a tirare fuori il cartellino giallo. Match che si alza notevolmente di temperatura, specie a seguito del gol del vantaggio della TF. Si ripartirà comunque da una rimessa laterale in favore della TF, che lancia lungo per i compagni in aria. Prova l'acrobazia Barone, pallone che però termina troppo alto, non inquadra lo specchio della porta. Arrivano dei cambi nel frattempo. Entra per l'Academy Palermo il numero 3 Stagnitta Cristian. Arriva il via per Gaiano che batte lungo. Ci arriva la TF che recupera un altro prezioso pallone, che adesso si trova là davanti. Cade a terra il numero 8, tutto regolare però per il direttore di gara che lascia correre. Adesso è l'Academy Palermo che prova a lanciarsi in avanti. Palla che viene nuovamente recuperata dalla TF. Lotta di possesso a centrocampo. È meglio la TF che continua a guadagnare metri. Ancora TF. Tentato il tiro da parte di Barone, troppo centrale però, facile per Gaiano. Il lancio lungo per i compagni. La lotta di possesso a centrocampo, ancora una volta la meglio la TF, che propone un interessantissimo pallone, però viene recuperata dalla difesa dell'Academy, che sicuramente tutte le intenzioni per ristabilire il match in parità. Altro recupero regolare secondo il direttore di gara. Ferma tutto adesso. Lancio lungo dell'Academy, prova a spizzare di testa Iobua, allontana poi Danna. Si riparte da una rimessa laterale in favore dell'Academy, lancia lungo in area per i compagni. Pallone alto, costretto ad allontanare con i pugni Nuzzo, ancora pallone però in aria, allontana come può la TF. Palla che viene nuovamente recuperata dall'Academy.
Prova ancora una volta a proporsi in aria e trova il gol del pari. L'Academy Palermo ristabilisce la parità. Disattenzione grande da parte della difesa dell'ATF, nonostante il numero copioso di maglie nero-rose in aria è riuscita a farsi prendere alla sprovvista. Arriva dunque il gol del pari, 1-1 al velodromo Paolo Borsellino. Match dunque che ritorna in parità, cancellano l'errore precedentemente fatto gli ospiti. Adesso possono nuovamente puntare al bottino pieno. Strada per la TF invece che si fa difficile adesso. Tempo possesso TF, allontana come può l'Academy. Lotta ancora sul pallone. Sessantunesimo minuto di gioco nel frattempo al velodromo Paolo Borsellino, 1-1 il risultato. Mancano meno di 9 minuti al termine dei minuti regolamentari del secondo tempo. Adesso match che si alza notevolmente di intensità. Di possesso a centrocampo, altro lancio lungo per servire i compagni, troppo lungo però, finisce facile tra le braccia di Nuzzo che lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Altro recupero interessante da parte della TF, serve il numero 17 che non riesce per un soffio ad inquadrare lo specchio della porta. Estremo difensore dell'Academy Palermo che rimane a terra, probabilmente si sarà fatto male in tuffo nella precedente azione. Indipendentemente da questo si ripartirà da un calcio d'angolo in favore della TF che chiama lo schema e batte corto. Scambio tra i due compagni, cross a cercare il numero 4 Riggio che lotta alla bandierina. Ferma ancora una volta tutto il direttore di gara che esce un altro cartellino giallo, questa volta ai danni della TF. Batte lungo la punizione. Ferma tutto il direttore di gara. Sarà punizione per la TF. Batte lungo la TF, trova però la testa del numero 5 dell'Academy che allontana in rimessa laterale. Chiamato il cambio nel frattempo. Ad entrare stavolta il numero 15 Federico Bernardo.
uscire invece il numero 11 Frisco Gabriele. Si riparte nel frattempo da una rimessa laterale in favore dell'ATF. Allontana come può l'Academy. Ancora un'altra rimessa laterale. Per ripartire l'Academy. Servito il compagno sulla corsia di sinistra che continua a guadagnare metri. Tentato il cross in mezzo, ci arriva però Nuzzo con le mani. Prova subito a rilanciare per i compagni in avanti. Intercetta di testa inizialmente l'Academy. Poi un tentativo di servire l'appena entrato Federico Bernardo. Pallone che però termina facilmente tra le braccia dell'estremo difensore dell'Academy. Ma ancora possesso TF. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Si riparte da una rimessa laterale in favore dell'Academy. Match che ormai arriva al 66esimo minuto di gioco. Mancano poco meno di 4 minuti al termine dei tempi regolamentari. Nel frattempo ferma tutto il direttore di gara per un fallo. Rimane a terra uno dei giocatori dell'ATF. Poi si rialza, fortunatamente nulla di particolarmente grave. Battuta lunga, intercetta l'Academy che adesso può provare a ripartire. Vediamo che poi termina in rimessa laterale. Allontana come può la TF. Tentato il lancio lungo, attenta però la difesa dell'Academy, non si lascia cogliere di sorpresa. Prova a guadagnare metri la TF sulla corsia di destra. Nel tempo recupera il pallone l'Academy, che opta per un altro lancio lungo. Allontana come può Danna, ferma tutto il direttore di gara. Altra punizione in favore dell'ATF. Tutta lunga. Ancora pallone TF. Provato a mettere in mezzo un pallone interessante per i compagni, arriva però facile tra le braccia del portiere dell'Academy. Lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre, prova a servire un pallone interessante la squadra ospite. Pallone che viene lanciato dall'altro lato del campo. Ferra con le braccia Gagliano, poi lancia lungo per i compagni. Ferma tutto poi il direttore di gara. Un fallo in favore dell'Academy Palermo. Prova a disturbare in qualche modo Picciuca, che ora si appoggia di testa al compagno per un'altra cavalcata sulla corsia di destra. Buona lettura anche stavolta da parte della difesa dell'Academy, che neutralizza la cavalcata sulla corsia di destra e spedisce il pallone in rimessa laterale. Batte la rimessa laterale della TF. Provato a lanciare in qualche modo il pallone in mezzo. Ferma tutto poi il direttore di gara con una punizione in favore della squadra ospite.
terminano in questo momento i minuti regolamentari del match. Staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero concessi al direttore di gara. Altro lancio lungo, altra buona lettura da parte della TF, che adesso deve come minimo preservare la parità, magari provare ad uscire anch'essa con il bottino pieno da questa gara. Tempo Academy che prova ancora una volta a proporsi, si fa beffare Yobua, costretta ad intervenire in ritardo l'estremo difensore Nuzzo, concedendo un calcio di rigore alla squadra ospite, calcio di rigore che sicuramente sarà decisivo per l'esito finale del match. Ormai manca pochissimo al triplice fischio. Aspetta solo il via del direttore di gara. Battuto il calcio di rigore, Nuzzo non si fa sorprendere e riesce ad allontanare in calcio d'angolo il match, il tiro. Tutta la squadra va ad abbracciarlo. Intervento importantissimo del portiere della squadra di casa. Nel frattempo viene battuto subito il calcio d'angolo e ancora una volta Nuzzo allontana con le mani. Partita di assoluto carattere, quella dell'estremo difensore della TF, che già si era distinto per qualche intervento nel primo tempo. Nel frattempo altro calcio d'angolo battuto, ancora una volta Nuzzo allontana con le mani. La TF, nel frattempo l'arbitro fischia. Va per il lancio lungo Pecoraro, allontana in qualche modo l'Academy. Nel tempo TF che prova a mostrarsi là davanti, ma arriva il triplice fischio e termina con il risultato di 1-1 il match al velodromo Paolo Borsellino tra TF ed Academy Palermo, valida per la 11ª giornata del campionato Under 15 Elite. Squadra di casa sicuramente rammaricata per non aver portato a casa i 3 punti, ma prestazione clamorosa del portiere Nuzzo, che salva tutto e fa portare a casa almeno un punto alla TF.